dove uno sormonta l'altro, un tiro è caduto dalla strada, ha schiacciato la macchina davanti, è caduto addosso di un colpo del tiro. Buone fortuna che non è accesa, quindi una macchina abbastanza solida, è riuscito a saltare fuori e non fa sinistra. Ed è chiamato mia scuola, poi ha dovuto confessare alla moglie che era andato a Luca e invece di andare a Roma. Ecco, se c'è qualcuno di voi che non vuole condividere che ha raccontato di essere andato da un'altra parte, parli ora o mai più. Questo era l'utile avvertimento. Per quanto adesso i ringraziamenti, davvero io sono molto contento di questa cosa. Non dico che mi ha commosso perché oramai dopo anni di lavoro alla Bonelli si diventa fuori aridi, ma comunque sono stato molto davvero toccato da questo fatto. Qua di fianco ci sono vari amici, parto dall'estrema destra, Antonio Sforza, che non è ancora un disegnatore del tutto in cariche, come si può dire, in attività Martin Misteriana, ma lo sarà tra poco e inizierà adesso nel librino allegato allo special estivo che uscirà da un paio di mesi, non mi ricordo quando, ma insomma in queste cose. E poi dopo, prima o poi, più prima che poi, dice lui, giustamente, avrà una sceneggiatura. Segue Morales qua presente, scusa tu. Hai ragione, non ho parlato di Bonazzi in quanto Bonazzi ha fatto il poster. Bonazzi non è un, diciamo, in elenco nel gruppo di disegnatori di Martin Misteriana, mi fa particolarmente prima di tutto vederlo qua, piacere, primo vederlo qua e secondo è molto bello il poster che hai disegnato. Qui abbiamo un tremendo Morales, il quale secondo me è il miglior sceneggiatore sul mercato in questo momento, senza offesa per gli altri sceneggiatori qua presenti, non ne vedo nessuno, cioè vedo uno che non produce e quindi non conta mai. Morales secondo me ha rinnovato il personaggio, sinceramente, lo credo davvero, mi piacerebbe moltissimo che riscrivesse tutti i noti, proprio lui sarebbe contento, credo, e io sarei contentissimo se non che devo per contratto scrivere un certo numero di pagine. Se mi pagassero senza scrivere ne sarei lietissimo, purtroppo non succede che deve fare male. Qua di fianco abbiamo Giovanni Romanini, detto il furetto, vecchia conoscenza, poi sulla furetteria bisogna parlare in privato perché perché lui si trasforma, l'ho visto io una volta. Se passa una bella fanciulla gli si annuncia, e assume una specie come il dottor Jekyll di come si chiama, di Spencer Tracy, che non si cambiava mostruosamente, era solo un gioco di ombre, di sguardi, eccetera. Io l'ho visto con i miei occhi, e Filippucci, che è un amico sia suo, che ha detto appunto no, ma è semplicemente è Romanini che si infuretta, e ho saputo questa cosa che mi ha molto colpito e oggi infatti lo devo esaminare per ore, ma mi piaceva molto. Poi ci deve essere nascosto da partecipare che è Sergio Pisselli, durante che conosce il Furetto. Messi da sopra che appoggiasse sopra quella credenza. Sono contento di questo testo, di sceneggiatori che hanno sceneggiato tantissime cose e da anni non fanno niente, abbiamo Vincenzo Beretta che considereremo come frententino, mascotte del reggimento. No, può essere il punto che ha fatto mi spaventa un pochino. Poi, cose da dire, non è che ci siano cose particolarmente nuove, perché appunto circa 1 milione di volte le produzioni seriali raramente, perlomeno per le italiane, raramente hanno delle grosse novità proprio di quelle, come si dice adesso, epocali, parola che cerco di evitare perché in questi giorni viene detto un po' molte volte, e quindi non ci sono avvenimenti epocali. Diciamo che la serie è ancora abbastanza sana, cioè si legge, bene o male si paga, che è il fatto positivo. Il fatto positivo non è mai stata, come sapete, un grandissimo successo, ma non è neanche mai stata, per fortuna continua a reggere. L'anno 21 compirà 30 anni ed è una cosa che davvero mi fa molta impressione, lo dico proprio senza scherzi e senza retorica. 30 anni sono stati veramente,
sono tanti, adesso non so se per una serie di fumetti, ce ne vedo vecchi, ma quando penso, questa qui piglio in mano un corso, madonna, l'ho scritto 30 anni fa, primo quando ero un bellissimo giovane, adesso sono un bel vecchietto, ma era più bello allora. Secondo, in una certa circostanza, eccetera, è passato veramente tanto tempo. E ogni tanto appunto in queste occasioni qualcuno porta qualcosa magari di ancora più vecchio che mi fa pensare a me stesso come arcaico quasi, qualcosa di questo genere, che mi rattrista un po' perché è una grandissima palla quella che dice basta essere giovani di spirito. No, io vorrei essere giovani di fisico, di spirito ci penso che tutto il resto, perché io mi sento assai giovane di spirito, poi quando vedo che non ho 25 anni guardandomi allo specchio mi girano subito le scatole. Però vabbè, speriamo almeno. I personaggi del fumetto hanno questa grande possibilità che è quella di rimanere giovani per sempre. Anche i misteri mi ricordano che oramai a 400 anni, non mi ricordo più quando gli avevo dato una data di nascita, per cui oramai dovrebbe essere tumulato e addirittura passato nelle colombaie, no? Però ancora vivo perché è un personaggio dei fumetti. Mario Gomboli, che è l'editore adesso di Diaboli, ha stabilito una regola per cui i personaggi dei fumetti vivono 10 anni ogni 40, per cui Diaboli che è invecchiato di 12 anni, come i gatti, i cani e quelle cose lì al contrario, no? Quindi diciamo che Matti Mister è aumentato di 15 anni, beato lui, l'età a partire dall'82, quindi adesso è diventato, prima è partito più vecchio, adesso è molto più giovane di me. Poi, altre stupidaggini non me ne vengono in mente così a presto, bisogna scadarsi un po'. Però ho portato anche un meraviglioso film che forse qualcuno ha visto della lista. Dunque, in Jugoslavia, dove evidentemente quando non c'è la guerra non hanno niente di meglio da fare, hanno fatto un gruppo, ha fatto un film intitolato Matti Mister tra la vita e la morte, ma la parola vita, e quindi tra la morte e la vita, in questo caso la parola vita suona anche come Java, quindi tra la morte e Java, che è una parodia di una povertà, ma di una povertà, ma di una povertà, ma di una povertà, ma di uno squallore, che a me ha fatto veramente ridere. No, ma c'è anche una precisa scelta di questi cinematografari che hanno detto, va bene, abbiamo un budget di 50 euro. Ecco. Allora è inutile tentare di ricostruire New York, o che so io, o cercare un attore che vagamente, ma molto lontano, possa somigliare a Matti Mister o uno che somiglia a Java. Ma diciamo come la va, a un livello tale che è veramente così brutto che mi ha fatto ridere. Io l'ho scaricato sto film, credo che si possa anche vedere sullo sfondo mentre continua la cosa, tanto è in serbo, non so se ma non ha importanza, le immagini parlano da sole. L'inizio che trovo molto bello, lo spiego a priori per chi magari lo manca perché è preso a guardare me, si vede una volata di un elicottero, dall'elicottero ritengo, che passa su una città fluviale, che poi chiaramente è una città sul Danubio, un paesotto, e c'è la scritta New York. Poi arriva, c'è una macchina che è una Yugo, e qua dopo ne parliamo. La Yugo è la macchina più sfigata della Jugoslavia, è nota per essere una macchina non sfigata, è proprio una utilitaria, come potrebbe essere adesso, non so, prendere una Duna, ma no, una Duna, molto vecchia. In questa Yugo c'è il nonno, la gibollata, ci sono Matti Mister e Java che non si somigliano, no, veramente niente. Arrivano in una via scrostatissima di case orribili, malconce, vecchie fabbriche, forse non lo so. Poi c'è stacco su un cartello che è scritto Ulica Washington Mills. Entrano e vedete in un posto scrostatissimo dove succedono un paio di cose che trovano tutto in disordine, o non si capisce se c'è già in disordine del suo, proprio perché è sfigato il posto. Di dentro trovano Java comincia a vedere i film porno, apre una cosa piccolissima, una scacchiera, e tira fuori una bella pistola di cartoncino, credo, bellissima, perché la vorrei anche perché è proprio bella. E dopodiché spara al televisore, scopre Java, e spara al televisore, e poi comincia la storia dove c'è Michael Jackson, o uno che gli vuole essere fare Michael Jackson,
Zagore Circo